Mi promettono persino anche una diaria di 5-10 euro al giorno, che non vedrò mai comunque, ma non è quello il punto. Ed è, prima si sapeva di bocca in bocca, ora grazie a Dio la magistratura sta cominciando un pochino a scavare, forse anche frutto di questa nuova amministrazione, non sappiamo, alcuni input politici, ma milioni di euro per fare un istituto in cui viene attivi 10 corsi, per cui hai, non so, un parco docenti di 30 insegnanti più l'amministrazione eccetera, a costi normali non potrà mai arrivare a costare milioni di euro. E lì la distorsione. Poi ovviamente l'evidenza, la cartina di tornasole è che poi c'è la direttrice, la moglie, la cugina, la sorella, l'amante e via discorrendo. Quello è il cancro della Sicilia, per cui l'autonomia, di cui poi dice ma perché non c'è... No, non è vero, noi ci siamo gestiti l'autonomia in questo modo e gli unici responsabili siamo noi, punto. Così. Punto, cioè è inutile, ma... Potevamo ottenere tutto quello che volevamo. L'autonomia l'abbiamo gestita così. Male. Quello che ci diede Umberto II, che si spaventava che diventassimo la stelletta della bandiera americana, e firmò: dite fate voi, ma restate. E se ne stava andando. Fu un signore. Ci furono anche grandi autonomisti che possiamo No, certo che volevano. Sì, certo che ci fu il milazzismo, che è una pagina bella. Ma il milazzismo finì perché poi intervenne la Chiesa, li stavano scomunicando a tutti. Erano quasi tutti scomunicati. Sì, beh, è complicato, però lì c'è la grande verità. È stata giocata male, gestita male la nostra autonomia. Per il gruppetto. E dice, per il gruppetto, per tutta la politica italiana che ha avuto qua una riserva di voti infiniti e ce l'ha ancora oggi, perché non pensate che finita la democrazia cristiana sia finito tutto. A mio giudizio è peggio di prima, solo che oggi è tutto travestito da perbenismo, si fanno le leggi, dicono quello si fa, quello... All'epoca dice mi deve aiutare il partito, l'esempio dell'autonomia di un paesuzzo siciliano, scillato, paese di 500 abitanti, 600 abitanti, e mia nonna era di Scillano, materna. Mia nonna dice, io non sopporto più essere cittadina di Collesano, perché era frazione di questo Collesano che aveva tanti abitanti, ed era sempre questa mia, dalla mattina alla sera. Il giorno dice basta, non ne posso più, vediamo con chi devo parlare. La Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il Movimento Sociale Italiano dell'epoca, li riesce a mettere. Me l'accontentate a mia... Ma chi? A tua moglie, tutti e tre. E la conoscevano, dice. Ma certo, di Bedda che facciamo? Non l'accontentiamo, questo paese deve nascere. Quello è stato il compromesso storico, è nato anche quello in Sicilia. Così si facevano le cose. Un paese, hanno creato un paese. Quindi è una bella storia la nostra, è ricca di contraddizioni, ma proprio per questo è bella ed è unica. Siamo creativi. Nessuno può meglio di noi interpretare questa nostra terra. Questa è la bellezza. Vi do i libri ora. Sì.